Ben ritrovati, questo è un appuntamento a cui ormai dovreste essere abituati, 7 in punto. Ebbene, parliamo della passione, la passione che ha animato un progetto vincente, un progetto di cui ci è venuto a parlare il principale realizzatore di questo sogno vero e proprio. Parliamo di Francesco Fasanaro, che è presidente di Horizon Group SRL. Buona mattina a lei e grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti intanto. Parliamo di Horizon Group, scritto Horizon Group SRL. Come nasce un'idea così importante? L'idea dell'agenzia o del prodotto? Diciamo del prodotto, proprio dell'arrivo. Ecco. Di Fidelity House. Nasce da un'esigenza molto chiara. Dopo 5 anni che io e il mio team abbiamo lavorato per i clienti, dato che Horizon Group è un'agenzia di comunicazione digitale, e abbiamo deciso di investire le energie e le nostre competenze tecniche, il nostro know-how, per un progetto di nostra proprietà, tutto nostro, e quindi per una volta non lavorare più per gli altri, ma lavorare per noi stessi. E così abbiamo creato Fidelity House, una community, la community delle passioni, numero 1 in Italia oggi per i numeri che si attestano, e ci ha dato grandissime soddisfazioni. A proposito di numeri, ecco, vogliamo dirli questi numeri perché veramente fanno impressione. Da 4-5 mesi, diciamo che da dicembre 2015 è stato il primo mese che ci ha dato il grande orgoglio di superare la soglia dei 9 milioni di utenti unici al mese, e oggi abbiamo superato le 40 milioni di pagine viste a marzo 2016 e siamo sempre sui 9 milioni di utenti. Certo che noi abbiamo plagiato ovviamente quello che lei adesso ci ha riferito in assoluta buona fede. Abbiamo voluto intitolare questa puntata La community delle passioni. Allora, per svelare l'ABC, cioè che cos'è una community delle passioni, che cosa vuol dire? Ecco, grazie ad Alessandro Magro, il nostro regista, che sta proprio visualizzando questa pagina Fidelity House, dove è citato la community delle passioni numero 1 in Italia. Non è un titolo usurpato, tutt'altro. No, assolutamente. Che cos'è questa community e che cosa permette all'utente? È molto semplice. L'utente finale ha l'opportunità di condividere appunto le proprie passioni attraverso i materiali multimediali, quindi attraverso articoli, fotografie, video della propria vita, e caricarli sulla community, quindi entrare quindi in un sistema di coinvolgimento con gli altri utenti, dove si segue, si è seguiti, un po' come anche ovviamente i social network major che conosciamo tutti quanti, come Facebook e LinkedIn. Il principio è un po' simile, con la differenza che i nostri utenti guadagnano anche per quello che caricano, perché l'algoritmo motore del nostro prodotto è la condivisione dei proventi pubblicitari. Noi con il traffico ovviamente incassiamo del denaro, e il 50% di questo denaro viene meritocraticamente distribuito ai nostri utenti. Un utente carica un video, questo video viene visto 10.000 volte, 10.000 visualizzazioni hanno un determinato corrispettivo che ovviamente è indicato in piattaforma. Certo, senta, facciamo gli avvocati del diavolo. Certo. Mettere in piazza quello che fa parte della propria vita privata può essere un rischio, può essere un motivo di orgoglio? In questo mi sento di dire che Mark Zuckerberg e la company che rappresenta sicuramente ha aperto le acque prima di me, nel senso che Facebook, il grande successo mondiale di Facebook sicuramente è nato proprio da questo, dall'interesse e dalla curiosità sociale di conoscere i fatti degli altri, diciamocelo chiaramente. E noi abbiamo sicuramente cavalcato questo processo personalizzandolo. Facebook ha avuto anche un successo così globale che ognuno di noi ha tutti i propri amici su Facebook. La nostra piattaforma è più piccola e permette di conoscere nuovi amici in base a ciò che si ama. Però ha avuto un'intuizione geniale, perché appunto lei, come ci ha spiegato, non
ha inventato nulla di nuovo, ma ha sviluppato quello che già esisteva. In genere funziona così, nel senso che assolutamente mi sento di dire che non sono inventore di niente, sono un imprenditore che lavora tanto, che ha studiato tanto. Ho studiato molto il concetto di start-up, dato che comunque la mia azienda è nata con 5.000 euro 10 anni fa. E il concetto di startup non è altro che un gruppo di persone che studia un modello di business ripetibile e scalabile, e quindi a forza di fare analisi tutti i giorni abbiamo poi messo in atto quello che abbiamo studiato e imparato in questo prodotto che grazie al cielo ha dato i suoi risultati. Sì, ecco, a beneficio anche del nostro pubblico, che fortunatamente è di un'area molto vasta, c'è anche il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige. Ricordiamo che Francesco Fasanaro e la sua Horizon Group nascono a Padova, no? Sì, siamo padovani, abbiamo una sede appunto a Padova e siamo orgogliosi di essere padovani. Sì. Cioè, questo è un progetto che ovviamente varca i confini non solo regionali, diventa di ambito internazionale, crediamo. Per adesso è nazionale, abbiamo assolutamente intenzione di renderlo internazionale, abbiamo un obiettivo entro un anno di aprire anche in Spagna. Ah, in Spagna. Perché Sì. proprio la Spagna? Perché abbiamo fatto comunque delle analisi, comunque diciamo che la più semplice è comunque lo spagnolo è la seconda lingua più parlata nel mondo, e quindi reputiamo che possa essere una mossa intelligente. No, indubbiamente il fatto stesso della lingua è quanto mai azzeccato. Lei ha detto la seconda lingua più parlata al mondo. Sì, effettivamente diciamo che si sta anche avvicinando nelle proporzioni all'inglese, perché pensiamo solo negli Stati Uniti che rappresentanza ha la comunità latina. Insomma. Assolutamente. Vogliamo tornare proprio alle radici di Francesco Fasanaro. Come è nata invece Horizon Group? Lei ha parlato di un'agenzia che comincia magari con la stanzetta classica. Esattamente, sì, ho iniziato da solo, a 25 anni sono andato dal notaio da solo, cercando di ascoltare il mio sacro fuoco imprenditoriale. Ho sempre desiderato, sin da bambino, di essere un pubblicitario, ecco, più che un imprenditore. Da piccolo non conoscevo ancora il significato della parola imprenditore, però volevo fare il pubblicitario. Poi crescendo ovviamente i media sono cambiati, il concetto della pubblicità penso che non morirà mai, e quindi ho deciso, dopo una piccolissima esperienza in un'agenzia storica di comunicazione offline tradizionale, di aprire invece la mia agenzia esclusivamente specializzata nell'ambito digitale. Senta, ci verrebbe quasi da dire che da un punto di vista temporale, il fatto che lei ci parli di 10 anni fa, allora uno pensa 10 anni fa cos'era la rete, però uno pensa anche a 10 anni fa qual era la situazione congiunturale internazionale, cioè non era ancora esplosa la crisi, però la crisi è esplosa poco dopo. Sì, diciamo che in realtà mi sembra di ricordare che il 2008 è stato il primo anno in cui abbiamo avuto i dati che non erano in positivo rispetto al 2007, quindi in realtà mi sembra di ricordare che quando ho aperto comunque si parlava già di crisi. Sicuramente gli ultimi anni sono ancora più tosti. Il comparto internet è diverso, il comparto internet fortunatamente ne risente di meno, se non altro perché va a compensare i meno degli altri comparti di comunicazione. Vedi la televisione, la stampa che hanno perso molti budget, e questi budget alcuni sono scomparsi, altri invece si sono trasferiti nel nostro, quindi noi ne risentiamo penso di meno nel macro settore della comunicazione. Sì, comunque anche quello è un mondo che proprio perché è diventato così articolato, ricco e anche ricco di partecipazioni, insomma, contempla, crediamo, una competitività e una difficoltà. Assolutamente, la competitività è altissima, altissima, e sta aumentando di anno in anno in maniera molto forte, quasi esponenziale, perché i grandi gruppi poi nel digital in America la fanno da padrone e stanno... Proprio nelle ultime settimane c'erano degli eventi, il Programmatic Day molto importante, il 21 aprile che è stato pochi giorni fa, e parlavo con dei miei colleghi di colossi che hanno aperto la filiale in Italia, e quindi vuol dire che dall'America hanno deciso di puntare nel nostro mercato. Per noi piccoli imprenditori digitali nazionali sicuramente è
un problema, tra virgolette, insomma. Però può diventare anche stimolante. No, sicuramente. Perché, insomma, Gli stimoli non mancano mai nel nostro lavoro. Da quello che lei ci sta raccontando, e come è giusto anche che sia, c'è questo, chiamiamolo sacro fuoco della, sì, della competizione, ma la voglia proprio anche di farsi strada in un mercato, insomma, che crediamo non sia così facile al giorno d'oggi. No, è molto veloce, cambia in modo molto veloce e poi ci sono delle regole esogene che non dipendono da noi, come i famosi algoritmi di Facebook, di cui ormai ne parlano anche il Corriere della Sera e la Repubblica. Sì, è vero. Un giorno sì, un giorno no. 7 anni fa, 5 anni fa, sul Corriere e sulla Repubblica non si leggeva un articolo del genere. Ecco, questo fa capire anche come veramente basti veramente un click di certe company per cambiare l'ecosistema del nostro comparto a livello globale, insomma, ecco. Senta, noi stiamo parlando al nostro pubblico, che è un pubblico fatto di giovani, ma ci sono anche tante persone di mezza età, insomma, magari quelle meno avvezze a trattare con internet. Ecco, nella sua esperienza, lei ha incontrato anche proprio come utenza, non so, una certa rappresentatività, che so, gli over 60? Ecco, Ma che bella domanda. Noi nelle nostre passioni abbiamo ovviamente la cucina, che è una passione che la fa da padrona all'interno di Fidelity House, e ci sono molte donne di mezza età che si sono appassionate e innamorate, utilizzerei anche questo termine, di Fidelity House, in particolar modo della passione cucina, e caricano le loro ricette quotidianamente, e abbiamo un rapporto, il nostro team di Fidelity House ha un rapporto veramente quotidiano con le nostre utenti che ci chiedono tutti i giorni se la redazione è soddisfatta, e quindi c'è un rapporto veramente, è come creato una grande famiglia, ecco, quasi, insomma. Ma crediamo che sia una soddisfazione proprio senza confini, perché crediamo che raggiungere questi risultati tante volte le parla uno che si avvicina a quella categoria anagrafica, però crediamo che anche dal suo punto di vista, lei è molto giovane, ma comunque insomma crediamo che raggiungere anche questi risultati sia importante. Ecco, se c'era appunto la possibilità un momento di visualizzare proprio la pagina, vediamo un petti di pollo cremosi al formaggio, un muffin con tonno sott'olio e una ciambella rustica ai salumi formaggi. Sì, ci si sbizzarrisce anche, no, assolutamente. Sì, assolutamente, sono tutti materiali degli utenti, insomma, ecco, quindi questa è la bellezza un po', che sono loro che fanno tutto, e quindi ecco così. Senta, una domanda che è quasi di rito. Lei è un imprenditore, allora, giovane ma non troppo, le va bene? Direi che è assolutamente una definizione corretta, sì. Quali sono le indicazioni di massima che lei potrebbe dare a una persona che voglia fare l'imprenditore online oggi, mese di maggio, perché ormai siamo a maggio 2016? Non è facile, immaginiamo. No, stavo pensando, allora, sicuramente bisogna rischiare. L'innovazione, io penso che vada a braccetto con la parola rischio di impresa. Bisogna avere coraggio, bisogna sapersi buttare. Io porto sempre l'esempio del grande imprenditore Elon Musk, che ha inventato, ha cofondato PayPal, quindi un sistema bancario innovativo che in pochi anni ha transato miliardi di dollari, e che poi si è lanciato contro il petrolio inventando Tesla Motors, e poi ha inventato un'azienda che lancia razzi e vuole popolare Marte. Bisogna avere coraggio nella vita. Io ho studiato dalla mia stanzina, come lei ha detto giustamente, perché tutti iniziano così, bene o male, e ho studiato questi grandi uomini che mi hanno trasmesso, attraverso i loro protocolli, i loro documenti, una grande voglia di cambiare il mondo. Io nel mio piccolo non penso di averlo assolutamente cambiato, però sicuramente ogni mattina mi sveglio con questo diktat, devo dire la verità. Sì, ecco, con molta umiltà, sì. Però sicuramente il mio diktat è questo. Sì, era proprio la domanda che volevamo farle. Bisogna in qualche modo essere, molto virgolettato, insaziabili, perché giustamente c'è sempre questa voglia, guardi, è un po' come mettersi davanti alla telecamera come stiamo facendo noi, magari chi lo fa da tanti anni ogni volta trova dei motivi diversi, crediamo per lei sia lo stesso? Assolutamente. Questo assolutamente ci è sufficiente come risposta, non chiedevamo altro a Francesco Fasanaro. Noi adesso stiamo curiosando appunto nel sito, per esempio qui c'è Fidelity News, Fidelity Donna e Fidelity Uomo, cioè caspita è molto articolato, cucina, foto e video. Come mai proprio 2 sezioni, donna e uomo?
E sono i macro portali all'interno di Donna e Uomo, se lei ha magari l'opportunità di aprirne uno, anche Donna, uno dei due, sono dei portali verticali, vengono chiamati così, al cui interno c'è un macro menu, un menu dove si possono trovare tanti contenuti che vanno dagli argomenti della mamma, della gravidanza, della moda, specializzati ovviamente, contenuti ad hoc per il mondo donna. Ecco. Molto divertente, perché ci sono anche tante situazioni estremamente ironiche che in fondo scherzano anche con il fatto stesso della rete, del mostrarsi, no? Assolutamente, internet strizza molto l'occhio, appunto, ovviamente alla curiosità, a rubare il sorriso all'utente. Sicuramente ci sono dei tutorial, degli speciali, degli approfondimenti, delle curiosità, dei sondaggi. Ma è un lavoro che non si ferma mai, assolutamente, crediamo. Abbiamo una redazione di oltre 15 persone che si occupa di creare materiali oltre agli utenti e mischiarli insieme per creare appunto un prodotto di qualità. Ecco, sì. Per cui insomma è un lavoro anche impegnativo dal punto di vista dei numeri. Beh, ci crediamo, insomma, non è che si costruisca, non è che un Francesco Fasanaro da solo potesse. No, assolutamente, assicuro che gestire 9 milioni di utenti al mese è un qualcosa, per una piccola azienda come la nostra, è un qualcosa di incredibilmente impegnativo. Piccola, con dei numeri molto importanti. Ecco, adesso questo discorso che lei ci faceva, che ci incuriosisce, della presenza americana, cioè forse in qualche modo, non so, anche il fatto stesso di approdare in un'Italia che, non so, si presenta senz'altro come una colonia, perché dal loro punto di vista gli americani, la grande potenza, però voglio dire, sapranno gli americani che esistono realtà come la vostra? Sicuramente, io penso anche, e lo dico con molta umiltà, che esistono i migliori le studino anche. Certo. Anche perché il vostro essere italiani, no? Sì, il Made in Italy secondo me ha sempre il suo fascino, forse in internet meno, diciamo che c'è più la moda americana, però comunque insomma io difendo il mio e quindi vado avanti per la mia strada. Senta, un'altra cosa, lei dirà, una domanda abbastanza banale, ma cioè, come si quantifica un successo di questo tipo? Perché uno dice online, in rete, il virtuale, cioè non è io ho una fabbrica, con tutto il rispetto ovviamente per gli imprenditori che hanno le fabbriche, cioè come si concretizza, cioè come si tocca questo successo che si raggiunge? Non sappiamo se la domanda è... Beh, mi sento di rispondere da imprenditore, siccome alla fine comunque rimango tale, la cosa più importante sono comunque i fatturati e quindi diciamo che noi negli ultimi 3 anni siamo cresciuti di un 30% di anno in anno, questo prodotto fattura più di 1 milione di euro l'anno, quindi insomma ci riteniamo soddisfatti, ecco, assolutamente a livello di numeri, ecco, perché poi alla fine quelli contano, sì, giustamente, come dice lei, sono quelli che contano, ecco, i risultati. Ma del resto se non arrivano i risultati non ci sono neppure i passi avanti. Per cui, e neanche l'opportunità di mantenere tutto il sistema che ha un costo assolutamente importante. Beh, crediamo. Poi soprattutto in Italia, come dire, fare gli imprenditori non è sempre così facile, vero? No. Non ci addentriamo in discorsi... infatti rimaniamo nell'ambito del digital, che è sicuramente meglio, ecco, perché sicuramente quello ovviamente lo sappiamo già tutti, non ripetiamo banalità. No, certo. Comunque insomma le difficoltà ci sono e il fatto di riuscire ad emergere in una situazione così difficile, proprio per l'ordinaria quotidianità, insomma. Sì, purtroppo sì. Sappiamo cosa vuol dire aprire un'azienda in America, almeno io l'ho studiato, è molto semplice per un americano, e in Italia io l'ho fatto, avevo 25 anni, ho aperto un SRL, insomma. Diciamo che forse averlo fatto a 25 anni comportava anche... L'incoscienza, se lo passi, ecco, l'incoscienza del 25enne. Con quello che so oggi, tornando indietro, non Chissà lo so. se lo rifarei. Non lo so, meglio non pensarci. Beh, noi siamo molto grati a Francesco Fasanaro anche di questa sincerità, perché è giusto, insomma, è giusto anche confessare quelli che sono dei turbamenti, insomma, che indubbiamente questa professione comporta. Noi ci fermiamo un istante, però Francesco rimane con noi per sviluppare altre tematiche legate sempre alla sua professione, alla sua attività. Il tempo di alcuni suggerimenti commerciali e poi con Francesco Fasanaro, presidente di Horizon Group SRL. A tra poco. Grazie.
Rieccoci in studio per la seconda parte di 7 in punto, la nostra piacevolissima conversazione, anche perché tante cose abbiamo imparato, con Francesco Fasanaro, che, lo ricordiamo, è il presidente di Horizon Group SRL. Con Francesco adesso ampliamo un po' l'orizzonte, cioè vediamo come è cambiato nel corso di questi anni anche il mondo, per esempio, della pubblicità. Allora, è cambiato molto. La pubblicità online negli ultimi anni ha subito uno stravolgimento globale. Addirittura. Nel senso che oggi, soprattutto in America, il sistema di compravendita dei banner pubblicitari, Sì. quindi della pubblicità, avviene in modo totalmente automatizzato, come la compravendita delle azioni all'interno del mondo della borsa. Sì. Quindi all'interno del mondo finanziario è molto simile a quello dell'advertising online, a quello del mondo del digital display, diciamo, come viene chiamata, sono due nomi che significano la stessa cosa. Quindi si sono create, e da qui sono nate anche tantissime aziende in America e nel mondo, società specializzate in software che permettono appunto lo scambio tra domanda e offerta, quindi tra il mondo degli inserzionisti, il cliente, la Coca-Cola della situazione, e l'editore, il sito, la Gazzetta dello Sport, Sì. che si osta, si tiene il banner pubblicitario. Questo scambio anni fa avveniva direttamente, Sì. cioè come la pubblicità 30 anni fa tradizionale veniva venduta, insomma, quasi col concetto porta a porta, che poi insomma si è sviluppato col concetto di agenzie, però era sempre diretto. Oggi avviene attraverso le macchine. Questo è il grandissimo, incredibile, totale stravolgimento, è avvenuto un cambiamento epocale. E questo in Italia ancora non lo si sa. Non è recepito. E questo è per me un piacere anche comunicarlo, farlo sapere, perché è una cosa purtroppo, troppo di nicchia. E invece dovrebbe essere una cosa, in America, di dominio pubblico. I ragazzi lo sanno, che possono farsi pubblicità sul grande sito, adesso estremizzo, perché il sistema di automazione lo permette. È come quando un sistema viene reso pubblico attraverso un sito. Sì. Chiunque da casa può avvalersi di quel servizio. Prima magari doveva montare in macchina e andare a Roma nel determinato ufficio pubblico. Sì. Quindi per milioni di persone era impraticabile, no? Mamma mia. Sì. Questa è la grande differenza che è cambiata. No, lei ha detto giustamente un qualcosa di epocale, perché è una trasformazione radicale, però appunto ci manca ancora questa cultura online. Secondo lei da cosa dipende? Dipende dal fatto che siamo italiani? Purtroppo... Ce ne sarebbero da dire. No, ce l'ho la risposta. L'istruzione. Io sto collaborando con determinate università per cercare di avere degli spazi gratis. Sì. Perché non mi interessa guadagnare in questi termini, per dare cultura ai giovani, per spiegare quello che io ho avuto anche la fortuna, forse, di imbattermi nella mia vita e quindi poi magari anche con la caparbietà di voler studiare. E quindi oggi ho l'opportunità di trasferire. In Italia il grosso problema è che secondo me, dico una frase forte, chissà magari domani mi inonderanno di mail, chi insegna non pratica. Sì. Sì. Mi sento di dire questa frase forte, ecco, forse sì, è quello che penso. No, ma è vero, lei sta... Non tutti, generalizzare è sempre sbagliato, sì, però purtroppo quando vado a tastare con mano, e lo faccio spesso, sì, appunto, mi rendo conto che nelle aule non si parla di quello di cui si dovrebbe parlare. Se si parla di web nelle aule, tendenzialmente non si parla delle cose che poi servono ai ragazzi quando sono da soli in una stanza e devono provare a creare del denaro, a vivere davanti a un computer. Siamo fuori tema, tremendamente fuori tema. Tanto più contraddittorio quanto dovrebbe essere la nuova frontiera, cioè il web dovrebbe contemplare un tipo di formazione che è ispirato soprattutto dalla pratica. Dovrebbe, appunto, ha usato il condizionale, esatto. Sì, vediamo che questo è un nodo che non le va proprio, e la capiamo, perché del resto
diciamo, è cruciale come nodo. Se si cambiasse un pochino il sistema di istruzione, probabilmente avremo tante cose diverse. Sì, no, ma il fatto stesso che lei ci dica adesso che sta collaborando con delle università, cioè è importante. Sì, adesso infatti il 7 maggio per esempio a Padova c'è un bellissimo evento verrà anche il vice sindaco di Padova, si chiama Noi Generazione Merito, siamo 5 talenti è una parola che non mi piace, insomma, non mi reputo un talento, mi reputo una persona che ha studiato, si è fatta al mazzo e oggi, grazie al cielo, raccoglie ciò che ha seminato. Comunque ci saranno tanti giovani davanti, avrò l'opportunità di raccontare i miei modelli di business per provare a illuminare i ragazzi che vogliono essere illuminati, perché se vengono a questi eventi vuol dire che c'è la voglia nei ragazzi di imparare. Dove sarete il 7 maggio con questo incontro? In piazza Capitaniato, nella Sala dei Giganti. Alle 10 del mattino, un evento importante organizzato dal Comune di Padova e da un assessorato che adesso non mi ricordo. Beh, insomma, comunque meno male che c'è sensibilità anche da parte delle istituzioni. Appunto, dicevamo proprio... Sì, infatti sono contentissimo che fanno queste cose. Sì, il fatto stesso di avere, diciamo, catturato l'attenzione anche di certi atenei, di certe... università, no, è sintomatica anche di una voglia, non da parte di tutti ai noi, ma insomma da parte di qualcuno di... Le assicuro che ho lottato comunque per questo, quello è il concetto, cioè non mi sono venuti a cercare, sono io che ci tengo proprio perché sto cercando di sposare una causa, se ho imparato queste cose mi piacerebbe provare a trasferirle, non solo a tenerle per me, la mia company. No, infatti, ma quello pensiamo sia l'aspetto più importante, ci permetta, per i Francesco Fasanaro che verranno. In America fanno così, in America chi sa ha piacere di raccontarsi a un workshop, è la cultura che manca. Io nel mio provo, i miei genitori mi hanno insegnato che io devo fare il mio e io sto provando a fare il mio, tutto qua. Sì, però è anche un patrimonio che lei vuole condividere proprio per allargare questa certamente, capacità. Certamente, condividerlo con chi ha piacere di approfondirlo e condividerlo, perché no? Anche perché il concetto di civiltà presupporrebbe una comune conoscenza di un bene che poi si porta avanti tutti insieme. Vabbè, ma forse stiamo un po' utopizzando. No, è il principio di collettività, sono cose che ho studiato con grande piacere nella mia vita, io condivido perfettamente con lei, ci stiamo trovando in quello che stiamo dicendo. In questa community delle passioni. Ricordiamo sempre che Francesco Fasanaro ovviamente è una persona che con il web ha una certa dimestichezza, chi vi parla è un po' un troglodita digitale, ma non serve forse quello, vero? Cioè serve anche la sensibilità. Ma certo, crediamo. Assolutamente. Questo non lo diciamo a sostegno dei trogloditi digitali, ma proprio per presupporre che non è che sia la competenza, come lei stesso ci ha dimostrato, dell'uso di un determinato strumento, nella fattispecie internet, ad implicare che questa persona abbia anche la sensibilità di capire certe cose. Non sappiamo se è molto chiaro il concetto, ma comunque insomma, non è solo la conoscenza che fa la sensibilità e la capacità di sviluppare determinate tematiche. Crediamo. Sicuramente. Perché lei quando ha iniziato immaginiamo che non avesse questa conoscenza. Nella maniera più assoluta. Molto importante. Penso che il mio mestiere si impari facendolo, studiando contemporaneamente. Sì, tanta pratica, tanto lavoro. E a questo punto, insomma, anche alla domanda che cosa vuole fare Francesco Fasanaro da grande, crediamo che forse noi stessi potremmo rispondere al posto suo, continuare a crescere. Bravissimo, assolutamente. Non avrei nulla da aggiungere. Non aveva nulla da aggiungere, va bene. Insomma, ci siamo trovati in tutto e per tutto, dicono che alle volte le trasmissioni sono più saporite quando c'è contrasto, ma è difficile, come dire, entrare in contrasto con Francesco Fasanaro perché ci sta illustrando dei concetti che in fondo sono dettati soprattutto dal buon senso, perché alla fin fine arriviamo sempre a quel punto comune e se vuole scontato, ma che non è poi così scontato, cioè il buon senso. Certo. In rete questo buon senso non è così diffuso. In Italia sicuramente ci stiamo lavorando. E Francesco Fasanaro è uno, diciamo, dei lavoratori principali in questo senso. Per cui quello che lanciamo vuole essere anche un appello, insomma, un appello in senso generale, che poi è un appello che si diciamo, riverberà il giorno 7 maggio, come lei ci ha detto, in questo incontro, che potrebbe essere come dire, il primo mattoncino di una grande costruzione. Adesso lei dirà, questo va un po' per... come dire, metafore un po' dettate dall'utopia, però proviamo a crederci. No, io ci credo, assolutamente. Andrò lì proprio per questo e sono convinto, come già ho parlato con delle persone inserite in questo sistema, insomma, ecco, di istruzione,
che dovrebbe essere il primo di un percorso mio attraverso il quale potrò condividere e creare dei dibattiti con le nuove generazioni che sono sicuramente, secondo me, lo vedo in internet anche per alcune mail che mi arrivano di giovani che mi chiedono di lavorare anche gratis pur di imparare, e penso che possa essere l'inizio di un percorso. Sì, io ci credo. Questo è molto bello. Noi chiudiamo questa conversazione che reputiamo essere stata costruttiva, insomma, per chi vi parla e anche per chi ci segue da casa, speriamo. Ce lo auguriamo. Noi ringraziamo Francesco Fasanaro, presidente di Horizon Group SRL, e vi ricordiamo che se lo volete conoscere di persona, il 7 maggio alle 10, ha detto? Sì. Alle 10, Sala dei Giganti, Piazza Capitaniato, è la facoltà di lettere dell'Università di Padova, per cui non si può sbagliare. Grazie Francesco Fasanaro e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie al nostro ospite di essere stato in nostra compagnia, a voi di averci seguito. Non vi fermate qui perché 7 in punto prosegue con Stefano Pitarello e i suoi ospiti. Grazie per averci seguito, a tutti buona giornata e arrivederci. Buongiorno.